forse non serviva l'UNESCO per dire che la città così com'è adesso collasserà prima o poi, nel senso che siamo tutti convinti che è una città bellissima, dove tutti hanno il diritto di venire, tutti indistintamente, ma io insisto, lo dico da sempre, non più tutti insieme. Presidente di Confesercenti Veneto e di Confesercenti Metropolitana di Venezia e Rovigo, Cristina Giussani è anche presidente nazionale del Sindacato Italiano Librai di Confesercenti. A Venezia gestisce una libreria che nel 2022 era rimasta l'unica a vendere ancora testi scolastici ai residenti. Un autentico servizio pubblico per quella che in realtà è una libreria nautica internazionale, motivo per cui tra i vari moniti dell'UNESCO alla città qui si parla soprattutto dei gravi problemi legati ad un traffico acqueo che provoca inquinamento emotondoso a livelli preoccupanti. È possibile che in centro storico non si riesca ad arrivare a una forma ibrida dove magari le barche sono con l'elettrico in centro storico e poi se devi andare a fare una consegna a Burano giustamente ti rimetti su un motore più potente, ecco. Allora, dopodiché bisogna organizzarsi, mettere le colonnine per la ricarica, bisogna pensare, bisogna cominciare a fare una progettazione che vada verso un sistema più sostenibile, perché vuol dire avere meno rumore, vuol dire avere meno motondoso, vuol dire avere meno inquinamento. Altro problema è la salvaguardia di una laguna che da più di mezzo secolo, secondo il pensiero comune, viene invece trattata come un braccio di mare. Qui la sfida è coniugare la tutela della sua fragile morfologia con le legittime esigenze economiche della città. Io penso che andrebbe portato il porto offshore, va secondo me messo all'esterno, in mare, in modo da poter poi gestire la laguna dal punto di vista ambientale senza crucciarci del porto, quindi senza scavi di nuovi canali, anzi magari ritornando a una situazione più antica dei canali scavati apposta per il porto.